Aggrediti due sanitari del 118 all'interno della loro sede ieri pomeriggio. Un infermiere e un autista di un'auto medica sono stati raggiunti dai pugni di un 24enne cittadino della Guinea richiedente asilo. Lo straniero si era presentato all'ingresso degli uffici pretendendo un appuntamento senza lamentare alcun bisogno o necessità di tipo medico. I dipendenti presenti, dopo avergli spiegato che non era possibile accontentarlo, lo avevano invitato ad allontanarsi. Il 24enne invece improvvisamente ha sferrato un pugno al volto dell'infermiere, cercando di introdursi all'interno della struttura attraverso le scale. Mentre veniva allertata la polizia, altri colleghi hanno cercato di bloccare l'extracomunitario, che è riuscito a sferrare un altro pugno violento all'altezza dello sterno dell'autista. L'arrivo degli agenti delle volanti ha posto fine ai disordini. Il guineano, già sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio. I sanitari aggrediti sono stati soccorsi, riportando lesioni guaribili in 3 giorni.